Buonasera a tutti e benvenuti nella sala del Maggior Consiglio dell'antico Palazzo Municipale di Serravalle, ora Museo del Cenedese. Benvenuto anche a chi ci segue online e di questo ringraziamo Vive TV per questo servizio. Benvenuti alla conferenza della dottoressa Rebecca Civettini, inserita nell'ambito della rassegna Estate Tizianesca promossa dalla Fondazione Centro Studi Tiziano Cadore, che ringraziamo. I musei civici di Vittorio Veneto già da anni partecipano con grande piacere a questa rassegna e mi piace appunto ricordare anche gli appuntamenti precedenti con grande simpatia, affetto e rinnovata gratitudine a chi ha partecipato e chi ha reso possibile questi importanti incontri. Nel 2022 abbiamo avuto la professoressa Stefania Mason che ha parlato della pala di Tiziano custodita proprio qui vicino nel Duomo di Serravalle e in quell'occasione al Teatro da Ponte è stato presentato anche il docufilm Tiziano senza fine. L'anno successivo, nel 2023, abbiamo avuto due importantissime conferenze. La prima con Bernard Eikemann, che ci ha parlato della ritrattistica nel Rinascimento, della ritrattistica veneta ed europea nel Rinascimento. E poi la conferenza del dottor Enrico Maria del Pozzolo, dedicata alla bottega del Tiziano. L'anno scorso poi abbiamo avuto il professor Gabriele Mattino di Save Venice che ci ha parlato dei capolavori restaurati, Save Venice appunto e Tiziano. Quest'anno abbiamo il piacere di poter ascoltare la dottoressa Civettini grazie appunto alla interessante e generosa proposta della Fondazione Tiziano Cadore che è stata volentieri accolta anche quest'anno dall'amministrazione comunale. Invito quindi il nostro assessore alla cultura Enrico Padoan e la dottoressa Maria Giovanna Coletti per un saluto. Buonasera a tutti e buonasera a tutte, grazie per essere qui questa sera. E, ovviamente primi ringraziamenti secondo me vanno sempre intanto a chi organizza concretamente, quindi si dà l'impegno a organizzare, quindi la dottoressa Francesca Costa Peraria che è sempre presente e che sempre porta avanti collabora per portare avanti iniziative tanto importanti, quindi un applauso anche a chi poi concretamente lavora regolarmente con competenza. E poi ringrazio, ancora non si è preso l'applauso, però la dottoressa Civettini che insomma sarà qui a esporre peraltro su una figura affascinante, se vogliamo, complessa, così come insomma lo fu il Tiziano, per cui davvero un tema estremamente interessante. E ovviamente grazie tantissimo a chi davvero consente questo ciclo di iniziative che insomma si chiama Estate Tizianesca, ma va ben oltre l'estate, perché stiamo parlando di 3 mesi e mezzo di conversazioni, letture, di concerti tra Cadore e Marca e Cadore, Feltrini, insomma provincia di Belluno e Marca, quindi la presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano Cadore Maria Giovanna Coletti. Davvero grazie infinite per coinvolgere il territorio di Vittorio Veneto in questa iniziativa e per continuare a portare avanti con passione un lavoro davvero impressionante. Tra l'altro appena adesso mi diceva è stata 20 anni assessora alla cultura a Pieve, quindi no, bambina prodigio, quindi è davvero una grandissima esperienza e competenza che ora mette a servizio insomma del territorio bellunese trevigiano attraverso la fondazione, per cui davvero grazie e complimenti per il lavoro che fate e soprattutto insomma per coinvolgere Vittorio, il nostro Vittorio, che custodisce appunto a 100 metri di linea d'aria la Madonna col Bambino e quindi grazie ancora per interessarsi della comunità di Serravalle di Vittorio Veneto.
Grazie, buona serata. Grazie Assessore, grazie Francesca per le belle parole, per la bella accoglienza, per questa sala prestigiosa. Come diceva Francesca, Serravalle, chiamiamola Serravalle, e Vittorio Veneto sono ormai un iter per noi tradizionale. Perché? Perché Tiziano era legatissimo alla figlia Lavinia, a pochi metri da qui, è vero, abiterà a Palazzo Sarcinelli, ma che precocemente muore. Ma il padre si farà edificare la casa a Col di Manza. Cioè c'è un'identità straordinaria, perché Tiziano sceglie quel luogo, non vi nasce, lo sceglie, dopo aver lavorato a Castello Rogonzuolo. Anzi, non si fa pagare, ma chiede di avere il materiale per poter costruire la casa in quel vigneto, in quel posto strepitoso. Oggi la casa è ancora abitata dai discendenti della parte, diciamo, della famiglia Sarcinelli. Bene, quindi per noi essere qui è importantissimo. E finché troviamo una comunità come la vostra, ricordatevi che la Fondazione Tiziano ci sarà. È una promessa, un patto che io faccio con voi. Capiamo che nelle calde estati si preferisce magari soggiornare al mare oppure in montagna, ma voi siete qua e questo lo apprezziamo moltissimo. Quest'anno la nostra estate si lega moltissimo al Trevigiano. Abbiamo inserito anche le terre natie, che sono Pieve di Cadore, immaginate di chi, Castelfranco per Giorgione e Possagno per Canova. E in più c'è anche Treviso, quindi abbiamo creato un legame strettissimo, grazie anche, diciamo, al sostegno che ci sta dando la Camera di Commercio Treviso e Belluno. C'è un patto, insomma l'impegno è questo, di creare degli itinerari culturali, però secondo un ritmo lento, secondo diciamo una forma di turismo che non è il mordi e fuggi, ma secondo un modello di conoscenza che sia per voi anche motivo di riflessione. Questo è molto importante, perché la riflessione porta alla consapevolezza insieme alla conoscenza. E più che mai oggi, in momenti di grandissimo cambiamento, essere consapevoli significa anche sapere quali scelte fare per il futuro. E noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo. E finiremo, ci tengo anche a dirlo, la nostra estate a Villa Barbaro a Masella. Iscrivetevi perché sarà un pomeriggio di vita lenta dentro la villa riservata a noi. E si finirà la serata con una bella cena con i prodotti locali della villa. Ma prima, con la luce rigorosamente solare, Stefania Masò ci condurrà dentro ai dipinti della villa, nei paesaggi dipinti da Paolo Veronese, nell'architettura forse la più conosciuta, la più bella di Paolo Veronese, di Andrea Palladio. Quindi giustamente si dice che quello sia stato il più bel sodalizio in assoluto della storia dell'arte. Quindi da quel paesaggio dipinto passeremo al paesaggio naturale, a visitare i giardini, gli orti e il vigneto ripristinato. Avete capito tutto nel giro di un pomeriggio e di una serata. Qui dentro in questo programma troverete tutto, ma vi do una bella notizia. Tra qualche settimana riapre, per chi conosca Pieve di Cadore, il Gran Caffè Tiziano. Quindi vi aspettiamo anche lì, perché la fama di un artista non lo si porta avanti solo con un centro studi come stiamo facendo noi, ma anche riaprendo dei luoghi che portano il suo nome. E voi sapete che il Gran Caffè Tiziano è uno dei pochi caffè storici che il Veneto abbia. Quindi vi aspettiamo a Pieve di Cadore, ma vi aspettiamo in un ricco calendario di appuntamenti. Quindi lascio, devo dire qualcosa di te? No, vero? No. Rebecca, cosa dici? Ah, benissimo, ecco, come vedete non abbiamo concordato. Ho il piacere di donare all'assessore
l'ultimo numero di Studi Tizianeschi, che voi sapete essere la nostra rivista che fa il punto sulla situazione degli studi su Tiziano, e possiamo dire che gli studi fermano. Assessore, quindi grazie mille. Rimandiamo con il di presentazione della città. E certo, avete tutte le ragioni per essere orgogliosi di quello che è Vittorio Veneto. Bene, grazie. Buona serata a voi. Bene, buona serata. Bene, veniamo quindi a Rebecca Civettini, che vi presento molto brevemente e che intanto invito a raggiungermi. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Classico Arnaldo di Brescia, sua città natale, nel 2021 si è laureata in Beni Culturali presso l'Università di Verona ed in quell'occasione ha avuto l'opportunità di approfondire le sue conoscenze nel campo della diagnostica applicata alla storia dell'arte, dedicato alla sua tesi agli studi sulle opere di Tiziano. Il suo percorso accademico è proseguito con la laurea magistrale, conseguita sempre presso l'Università di Verona nel 2025, con una tesi focalizzata sulla ricezione della figura e dei modelli di Tiziano nella Venezia del Seicento, tema che ha affrontato attraverso l'analisi degli scritti di Marco Boschini. Questo lavoro gli ha permesso di approfondire l'ambito della letteratura artistica, cimentandosi nella traduzione in lingua italiana dei passaggi relativi a Tiziano presenti nella Carta del Navegar Pittoresco del Boschini. Parallelamente al suo percorso di studi, dal 2022 collabora con Palazzo Maffei, Fondazione Carlon di Verona, esperienza che le ha offerto l'opportunità di applicare le sue conoscenze accademiche al contesto museale, contribuendo alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio artistico lì custodito. Passo quindi la parola a Rebecca Civettini. Grazie. Buonasera, mi sentite? No, così. Cioè, devo fare il microfono. Così mi sentite? Forse non tengo. Forse così è meglio. Perfetto. No, direi che così va benissimo. Ok. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio il Comune di Vittorio Veneto, il Museo del Cenedese per ospitarmi questa sera. Ringrazio la Fondazione Studi Tiziano per questa opportunità e questo invito. E direi che, anzi, grazie anche alla dottoressa Castrale per la bellissima presentazione. E io direi di proseguire e di iniziare subito con il vero protagonista di questo incontro, di questa serata, che è Marco Boschini, una figura non affascinante di più su quello che è il grande tema su Tiziano, però questa volta visto attraverso gli occhi di un secolo sicuramente molto problematico, sicuramente per questo affascinante, per le problematiche che ha portato, ovvero il Seicento però a Venezia. Quindi ecco, andremo ad analizzare alcuni passaggi attraverso proprio le parole di Marco Boschini, che sicuramente vi faranno proprio immedesimare, capirete come mai nel momento in cui sentirete con le vostre orecchie quello di cui sto parlando, e quindi andremo a sviluppare proprio, ecco, diciamo così, un'immersione proprio totale all'interno di quelle che sono le parole di Marco Boschini, che riserva all'artista Cadorino. Quindi direi che proprio
di iniziare. Beh, prima di tutto direi che 2 parole su chi è Marco Boschini bisogna spenderle, sarò molto breve, però è necessario. Marco Boschini nasce a Venezia nel 1602, battezzato nella chiesa di Santa Ponal, dove appunto dove vive con la sua famiglia. E perché lo cito? Perché lui con il padre porterà avanti quella che è una professione molto particolare, ovvero quella dello smercio, della produzione delle perle false. Una produzione che si sviluppa a Venezia in un contesto in cui Venezia si inizia a muovere verso quello che è un mercato del lusso, quindi il teatro, la costumistica proprio, e le perle di vetro risultano essere un commercio sia per il padre Juan Antonio, il quale lui era un merciaio, quindi si occupava proprio di quello che era questi piccoli oggetti che richiedevano non una bottega ma un domicilio, quindi potevano essere facilmente prodotte e che andavano a imitare le più preziose lavorazioni di pietre dure, e quindi venivano usate per rosari, costumi di teatro, abbigliamento proprio anche femminile, non solo. Però Marco Boschini decide di intraprendere diverse vie professionali, ed è stata sicuramente la sua fortuna non solo da un punto di vista economico, ma anche proprio di connessioni con vari personaggi che poi andremo a vedere. E lui intraprende non solo appunto la professione del padre, ma anche quella dell'artista a tutti gli effetti. E infatti qui io ho messo una bellissima incisione di Odoardo Fialetti, ad oggi al Victoria and Albert Museum di Londra, e accanto una stampa di Marco Boschini. Vedete tanti accostamenti in questa proiezione, perché penso che aiutino bene, anche se pur differenti. Come mai? Perché Odoardo Fialetti è stato uno dei maestri di Marco Boschini, dal quale prende l'arte incisoria. Infatti Boschini stesso dice che la sua attività pittorica, di lui oggi non c'è rimasto nulla dal punto di vista pittorico, e anche 2 opere che lui cita sempre in Calle del Figuer, dove lui ha abitato, sono andate distrutte. E Palma il Giovane e Odoardo Fialetti sono stati i maestri di Marco Boschini, tra l'altro entrambi muoiono tra gli anni 20 e gli anni 30, e questo lascia un vuoto, nella vita di Boschini, e da lì infatti intraprenderà quella che sarà poi la sua carriera. Tra l'altro noi abbiamo dei documenti di archivio che lui proprio viene definito pintor, quindi pittore a tutti gli effetti, nel contratto di affitto, nel primo contratto di affitto a San Maccola, quindi la sua prima casa che ha grazie al padre. Ho messo queste 2 incisioni proprio perché Odoardo Fialetti, da lui appunto, come dicevo, apprende l'arte incisoria, e accanto mi ho messo la prima stampa che noi abbiamo, testimonianza della sua attività incisoria, che è del 1644, quindi anche, se ci pensate, un'opera abbastanza in là con il tempo, con le tempistiche, sulla sua prima attività, diciamo così, artistica, ed è il tempio eretto per la Beata Vergine Maria della Salute, quindi dopo la peste, la famosissima peste devastante che vi è stata, che ha appunto avuto varie ripercussioni, che ha avuto anche a Venezia, e quindi viene eretto il famoso tempio. E questa è la sua prima incisione, quindi ecco, volevo mettere un po' anche in collegamento queste 2 attività di questi 2 artisti. E proseguendo,
Abbiamo sempre, ad esempio, volevo mostrarvi, come ho incipito il mio discorso, anche questa produzione che lui illustra l'arcipelago con tutte le isole, scogli, secche, bassifondi, con i mari, i golfi, insomma tutta una serie di storie, aneddoti, quindi già anticipa un po' questo suo gusto, devo dire, per proprio questa fascinazione anche per queste raccolte, diciamo così, del 1658 per tutti appunto i territori di cui qui appunto vi ho messo qualche esempio. Un'altra stampa, opera incisoria particolare, sempre del 44, sono le 13 stampe che lui realizza per gli apparati scenici del Teatro Nuovissimo. Come mai vi cito questo? Perché, come avete visto, lui passa dall'essere un mercante all'essere un incisore per il governo veneziano, quindi questo appunto lo dedica proprio alla Repubblica. Si interessa invece più in un ambito più letterario, anche più letterario artistico, per poi arrivare a quello che sono le illustrazioni degli apparati scenici del Teatro Nuovissimo. Quindi capiamo che siamo di fronte o a una persona molto indecisa sulla sua carriera lavorativa o una persona estremamente intelligente e che ha capito come muoversi all'interno di quello che è un contesto che saremmo noi poi a chiamare barocco, e che quello era il contesto seicentesco. Quindi questo gli permette di interagire con diverse fasce della società veneziana, e tutto ciò è portato a quello che saranno gli anni 50, nel Seicento della sua vita, nei quali lui potrà intrattenere rapporti dal Marchese Fuentes di Spagna, come sappiamo aver avuto rapporti, con Paolo de Sera, con tutta una serie di artisti non solo veneziani, e che questo gli consente di letteralmente creare quella che è, uso un termine antelitteram, come ha utilizzato il mio professore, di connoisseur, quindi del conoscitore d'arte, e di immettersi in quello che è il mercato artistico veneziano. E devo dire che da questo punto di vista Marco Boschini, al di là della sua opera come letterato, che vedremo tra pochissimo, da questo punto di vista è fondamentale, al di là di quelli che sono i suoi rapporti, ad esempio con appunto Paolo de Sera, ma anche con quello che può essere il suo rapporto, diciamo anche molto letterario, con Carlo Ridolfi, quindi altro grande protagonista della letteratura artistica veneziana. Lui si inserisce in quello che è il contesto, il mercato collezionistico che nasce a Venezia proprio nella sua generazione, proprio perché Venezia inizia a vivere letteralmente del grande mito del Cinquecento, quindi grandi maestri come Tiziano, come Giorgione, la famiglia Bellini, Paolo Veronese, Tintoretto, sono quei nomi che iniziano a diventare quei titani, giustamente, ovvio, che attraggono lì quelli che sono i grandi collezionisti d'arte da tutta Italia e da tutta Europa. E non è un caso appunto che io vi citi qua a confronto due immagini iconiche, sicuramente, che sono quella di Marco Boschini. Lui qui è intento nel suo lavoro, proprio immerso nelle sue carte, nei suoi scritti, e dall'altra parte Carlo Ridolfi in questa incisione per le meraviglie dell'arte del 48. Dall'altra parte invece abbiamo il ritratto di Marco Boschini portato in incisione da Pietro Bellotti, portato in incisione da Marco Boschini,
in questo ritratto di Pietro Bellotti per l'edizione della Carta del Navigato pubblicata presso l'Ibaba a Venezia del 1660. Un altro aspetto fondamentale sicuramente è il rapporto appunto con Firenze, che vi accennavo prima, con Paolo del Sera. Con Paolo del Sera abbiamo questo carteggio che è arrivato fino a noi, che a differenza ad esempio del mercante Guasconi, che è un altro mercante fiorentino in contatto con Boschini, per una sfortunata vicenda archivistica purtroppo non c'è pervenuto, sappiamo essere appunto in contatto con il cardinale Leopoldo de' Medici, che è molto, diciamo, uso un termine coerentemente con Boschini, perché vedremo lui usa termini molto coloriti, affamato di opere d'arte e soprattutto grande cultore dell'arte veneziana, in questi carteggi straordinari in cui Paolo del Sera si confronta con Boschini e lo invia nelle collezioni dei palazzi privati veneziani, lo invia nella provincia, proprio nei territori di terraferma. Tra l'altro, appunto, che prima veniva citata, la Palla di Serravalle, Marco Boschini con Pietro della Vecchia va a constatare lo stato conservativo della Palla di Serravalle per conto appunto sempre del cardinale Leopoldo, il quale gli riferisce ma insomma, per quello che vuoi spendere non lo so se può andare bene. Sono meraviglioso entrare in questi carteggi perché si vede un lato umano, un lato che bisogna riportare nella storia dell'arte di questi personaggi, e ha contatti con Filippo Baldinucci, che tra l'altro pubblica poco dopo la carta tutta una serie di raccolte di disegni per il cardinale, e che vanno anche a rappresentare diciamo tutta una serie di soggetti che Boschini tra l'altro riceve questa pubblicazione e la accoglie con entusiasmo, ma non pensate che sia un entusiasmo da storico dell'arte, ma è un entusiasmo da mercante, perché lui tramite quella raccolta di Baldinucci sa che cosa proporre al cardinale, sa dove andare a cercare, sa quali sono i soggetti che lui preferisce. Quindi ecco, io vi mostro un Marco Boschini molto umano, molto inserito nei suoi anni, come è giusto che sia. Considerate anche che nel 1660 David Teniers, dovrebbe esserci anche, ecco, io avevo messo anche questa, la galleria dell'Arciduca Leopoldo, al quale viene dedicata la Carta del Navigar, e Boschini sperava di consegnargliela di persona perché l'Arciduca doveva presentarsi a Trieste qualche anno dopo la pubblicazione della carta, dopo il 1660, ma per un'indisposizione non poté raggiungere la città triestina, e quindi non poté consegnargliela di persona, ma lui aspirava appunto a diventare il personale consulente artistico, per usare un termine appunto odierno, dell'Arciduca, e David Teniers nel 1660 pubblica il Theatrum Pictorium, che è una delle opere, è un'opera straordinaria. Qui davvero avete la resa pittorica di quella che era l'idea di questa pubblicazione, e accanto avete un'incisione tra l'altro del Bravo, quella su cui c'è stata la grandissima questione, Giorgione, Tiziano. Qui l'abbiamo in stampa appunto attribuito a Giorgione da Castelfranco, come vedete lì sotto l'attribuzione che viene data, e ovviamente Boschini sa perfettamente di questa pubblicazione e anzi è in contatto con David Teniers, quindi ecco, Boschini socialmente è molto attivo ed è molto bravo a tenere questi suoi rapporti. E un'altra personalità che io, appunto, ritornando qua a Ridolfi, scusatemi,
po' tergiversato. Io vi mostro queste due immagini per farvi riflettere su come questi due intellettuali che immagine vogliono dare di sé, perché il primo è appunto Boschini, che si fa diciamo ritrarre da Bellotti, autore bresciano tra l'altro, che viene inserito nella carta del Navigar tra gli artisti meritevoli di essere considerati dei collezionisti d'arte, non perché piacesse a Boschini, perché aveva questo naturalismo che a Boschini non piaceva. Boschini era più un po' un tradizionalista, un cultore della tradizione veneziana, ma Bellotti era particolarmente quotato a Venezia. Quindi Boschini non può non inserire, diciamo così, un astro nascente nel mercato artistico all'interno della sua opera letteraria. E Boschini qua si fa ritrarre intento nel suo carteggio, intento proprio quasi non curante dell'essere ritratto. Infatti Boschini è colui che scardina un po' la tradizione letteraria da questo punto di vista. Carlo Ridolfi no, Carlo Ridolfi appunto nel 1648 pubblica Le meraviglie dell'arte, e Carlo Ridolfi, seppur, io non ho ancora citato il grande titano che è Giorgio Vasari con le sue vite, e vedremo poi appunto come si relaziona Boschini con Vasari, e qua vediamo appunto un'incisione di Giacomo Pecini appunto nell'edizione delle Le meraviglie che l'antiporta, e Carlo Ridolfi quando lo si confronta con Boschini, due veneziani a confronto, si mostra ancora molto tradizionalista, non si pone come innovatore, mantiene uno schema vasariano, quindi uno schema molto per vite, molto diciamo così concatenato. Boschini invece stravolge completamente la narrazione artistica, ne fa proprio un'opera letteraria, poetica, come vedremo. Quindi ecco, mi sembrava interessante porre queste due visioni con i loro due visi proprio, per proprio anche riflettere su questo aspetto. Quindi di uno non vediamo neanche gli occhi, forse anche la sua volontà di essere così sfuggente, ecco, diciamo così, e Ridolfi invece che proprio quasi un'icona romana si vuole porre all'interno di questa tradizione. Tra l'altro Carlo Ridolfi nelle meraviglie dell'arte appunto porta avanti quella tradizione di inserire all'interno le incisioni con i ritratti degli artisti. Boschini invece fa un altro tipo di operazione nella carta, ovvero quella di inserire le sue opere incisorie, o comunque quelle che commissiona, delle opere di cui lui sta parlando, e per un motivo molto semplice, ovvero nel momento in cui, appunto vi accennavo prima, lui si pone come mercante, come conoscitore d'arte, la Carta del Navigar, che è la sua opera principe, pubblicata nel 1660, la pone anche come il suo biglietto da visita, ma delle opere presenti a Venezia in quel momento, non solo non è per una contestualizzazione storica, ma è per mostrare ciò che a Venezia si può comprare, ciò che a Venezia è presente, e non solo dice degli originali, ma dirà anche ad esempio dei famosi copie, ad esempio dei baccanali di Dario Varotari, Tiziano e così via, ma ci arriviamo. Altro rapporto fondamentale che vi devo comunque menzionare è quello con Pietro della Vecchia, altro personaggio affascinantissimo, meriterebbe un incontro soltanto Pietro della Vecchia. Chi è Pietro della Vecchia? È stato uno dei più grandi falsari del Seicento. Lui, mi piace definirlo, non solo io ovviamente, è probabilmente colui che ha fatto del falso un'opera d'arte. Lui negli anni 50 raggiunge la sua fama più alta,
come pittore di opere sacre, lui e la sua bottega, ma soprattutto perché si specializza in che cosa? Nello stile di Giorgione, nello stile soprattutto di Giorgione, e infatti Marco Boschini, come lo definisce, la simia dell'Orson, quindi la scimmia di Giorgione. E scusatemi, io non sono veneta, quindi purtroppo la mia cadenza e la mia lettura sarà un po' contaminata, però ecco, ho riportato giustamente le parole di chi di dovere, appunto, e quindi siete ben accompagnati, ecco. E fa il conto giusto, quindi ha fatto le cose giuste. Ma soprattutto potete anche interpretarlo questo piccolo verso come ha fatto la scelta migliore, sicuramente. Pietro della Vecchia e Marco Boschini sono non solo legati da un rapporto lavorativo, ma anche di amicizia. Sono legatissimi tra di loro e si spalleggiano a vicenda, creando un sodalizio che porta avanti, diciamo, una rivoluzione all'interno del contesto artistico veneziano della prima metà del Seicento e non solo, perché non solo vi è questa volontà di far conoscere o comunque portare avanti la tradizione del Cinquecento, ma loro plasmano insieme letteralmente quello che è il mercato della Venezia in quegli anni, quello che loro vogliono proporre, letteralmente poi anche producendo determinati tipi di opere, come fa Giorgione. Scusatemi, Pietro della Vecchia, vedete, ecco, ci riesce benissimo. E qua vi ho proposto l'allegoria della verità, conservata a Bergamo di Pietro della Vecchia. Secondo me è semplificativo proprio anche in questo, al di là di un'analisi stilistica di come guarda proprio alla tradizione cinquecentesca, però è anche, se volete, la verità pittorica o comunque quello che si cela dietro a queste falserie che loro portavano avanti e che, possiamo dirlo tranquillamente, era totalmente accettato in quel periodo. Ma arriviamo al nostro focus più importante, che è la carta del navigato pittoresco. Viene pubblicata nel 60, ma è già in corso d'opera da almeno 5 anni, anche perché vengono citate delle opere, i famosi soffitti di Tiziano adesso a Santa Maria della Salute. All'inizio della carta vengono citati all'interno di Santo Spirito, poi quando viene diciamo chiuso l'ordine vengono poi spostati a Santa Maria della Salute. Siamo nel 51, se non sbaglio, quando viene chiuso l'ordine, poi vengono spostate le opere, quindi ecco, abbiamo un termine temporale importante. Vi ho mostrato qua anche per darvi idea di che cosa si tratta, come ci viene presentata la carta del navigato. Prima di tutto è un'opera in poesia, sono quartine in endecasillabi a rima alternata e divisa in venti. Il vento è un'allusione marinara, in effetti, proprio perché la carta del navigare è un viaggio che il compare e l'eccellenza svolgono all'interno della città di Venezia, muovendosi in gondola, visitando i luoghi più importanti, diciamo, all'interno dei quali sono custodite i gioielli dell'arte veneziana, quindi da quello che sono appunto citato prima, Santo Spirito, Frari, Santa Maria della Salute, non solo, ma vengono citati anche i palazzi, le collezioni di Correr, di Ottavio di Tassis, piuttosto che viene citata anche quella di Paolo del Sera, ad esempio, che viene poi illustrata proprio perché ne aveva abbastanza una buonissima conoscenza, e quindi si entra anche nei palazzi privati veneziani. Questo poter entrare nelle collezioni private veneziane, come mai riesce a farlo alla fine degli anni 50? Proprio per tutte le professioni che lui prima aveva svolto,
e non solo, lui a un certo punto lavora come sensale per i giudici del proprio a Venezia. Che cosa sono? Sono in pratica quel tribunale che nel momento in cui una persona decede viene disposto il testamento o si iniziano a diciamo, fare i regesti o comunque gli inventari delle case. Ovviamente si sta parlando di famiglie nobili, comunque di famiglie benestanti, e lui lavora lì. Diciamo, ha trovato la sua dimensione ideale, perché lui nel momento in cui va e stila una serie di inventari, dimenticando a volte appositamente qualcosa, perché ovviamente lui è un grandissimo mercante, è una persona molto acuta, portandosi accanto a volte anche all'amico Pietro Della Vecchia, insomma capiamo proprio come gestissero molto bene i loro interessi nel contesto veneziano. E grazie a questi anni appunto come commerciante, frequentando determinati luoghi, come ad esempio anche le varie accademie, Pietro Della Vecchia fonda lui stesso un'accademia, personaggi come Dario Valrotari, che appunto si presume sia l'accademico delfico, che fa delle brevi dei brevi interventi nella prima parte della carta, elogiando Boschini, elogiando l'arte veneziana, e lui lo copre, diciamo così, una delle interpretazioni che sia lui, ma lo copre dicendo che è un accademico delfico, ecco. E quindi ecco, arriva a un certo punto che può stilare il suo grande inventario, che è l'inventario di Venezia. Questo è il grande inventario di Venezia di Marco Boschini. E quindi ci accompagna in questo viaggio quasi fossimo noi stessi, dei marinai noi stessi in gondola, in cui il compare accompagna l'eccellenza. Chi sono questi due personaggi? Allora, il compare è sicuramente Marco Boschini, risponde a quelli che sono i suoi ideali estetici, a quelle che sono tutte le sue opinioni, i suoi disaccordi per quanto riguarda i nuovi artisti, le nuove influenze. L'eccellenza dovrebbe essere questo patrizio, probabilmente un patrizio veneziano, comunque una personalità nobile, che sono state fatte varie ipotesi su quale personaggio realmente esistito possa essere, e l'ipotesi più plausibile è che si tratti di un certo Giovanni Nani, un nobile del ramo di San Trovato, che tra l'altro è stato uno dei fondatori dell'Accademia dei Filaleti. Quindi ecco, molto importante da un punto di vista culturale e intellettuale nella Venezia di quegli anni. E grazie a questo dialogo costante che vi è tra i due personaggi, in cui vengono mostrate le opere, vengono mostrati i luoghi, si ragiona di pittura, si ragiona su quali siano ad esempio i fondamenti di un buon pittore, vengono fatte anche delle differenze su quale sia ad esempio il conoscitore, chi è da intendere di pittura, quindi colui che se ne intende, colui che deve avere quei requisiti, quindi deve conoscere come opera un artista, deve riconoscere la qualità per poter consigliare. È il biglietto da visita ideale per Boschini questo, e dedicandolo all'arciduca Leopoldo capite bene che il suo intento è molto molto chiaro. Ma proseguiamo. Tra l'altro, appunto, qua vi ho messo nel 28º, lui fa un elenco di artisti che secondo lui sono meritevoli dell'attenzione dei collezionisti d'arte, e ovviamente, come vedete, Vecchia sta per Pietro Della Vecchia, non poteva non inserire il suo amico. E qua troviamo un'altra allusione a quello che ovviamente io ho ritrovato essere molto forte nella simbologia proprio di Pietro Della Vecchia, del falso. Guardate la maschera della verità, la maschera del falso che copre la verità in questa incisione. Troviamo anche Ridolfi. Marco Boschini cita Ridolfi come artista, e tra l'altro lo cita anche
non senza qualche, diciamo, allusione alla sua attività molto tradizionalista, che non concorda in maniera totalizzante, però ecco, volevo mostrarvi anche un po' queste citazioni che lui ne fa. E poi arriviamo a quelle che sono le miniere della pittura e le ricche miniere. Sono la seconda e terza pubblicazione di Boschini nell'ambito letterario, e la prima è del 1664, la seconda, le ricche miniere, sono quelle del 1674. La seconda edizione viene all'aggiunta della breve istruzione, un piccolo compendio, ovviamente non pensate che ritorni con la poesia, no, qui siamo in prosa. Ecco, la cosa fondamentale che non ho detto è il fatto che la carta del Navigar è in dialetto veneziano, è una delle sue peculiarità più importanti, scusatemi perché non ho citato questa cosa, e che appunto troviamo poesie in veneziano, quindi troveremo poi, lo vedremo insieme, degli escamotage letterari e linguistici straordinari per rendere proprio diciamo quasi carnalmente determinati effetti, e che probabilmente soltanto Boschini, se Tiziano è riuscito, Giorgione, ad ottenere certi moti dell'animo nell'osservare le loro opere, Boschini con le sue descrizioni ha riportato questo nella letteratura. E le miniere della pittura e le ricche miniere sono delle soluzioni che lui attua, divise entrambe in 6 parti, quindi che sono i 6 sestieri di Venezia. Quindi per ogni sestiere lui va a indagare soprattutto le opere pubbliche, perché se la carta del Navigar è più, diciamo così, un contesto un po' più privato, un po' più elitario quasi, mi viene da dire, lo dico molto tranquillamente, le miniere della pittura e le ricche miniere invece hanno un contesto più pubblico, quindi ad esempio gli affreschi pubblici, cioè viene citato il famoso Fondaco dei Tedeschi, certe soluzioni all'interno di Palazzo Ducale, di Tiziano, della sua certa, e quindi ecco, diciamo è interessante vedere anche come poi vengono riportate determinati riferimenti ad una e all'altra opera, e le breve istruzioni, che è per intendere in qualche modo le maniere degli autori veneziani, premessa alle ricche miniere della pittura veneziana 74. Lui si giustifica, perché uno potrebbe muovere il dito e dire ridolfiano, potrebbe dire sei tornato anche tu dove si è stati bene, diciamo così, perché era un qualcosa di molto più accessibile. E lui invece si scusa perché si giustifica dicendo che la richiesta dei suoi lettori è stata quella di una sorta di compendio degli artisti per poter comprendere la carta del Navigar e le miniere, le ricche miniere. E quindi lui stila in questa breve istruzione, è straordinaria, una testimonianza straordinaria di alcuni artisti anche proprio anche in connessione con la figura di Tiziano proprio, in cui lui in maniera molto biografica fa dei piccoli capitoletti dedicati ai vari artisti, quelli che sono stati i grandi maestri e poi i successori. Qui io vi ho riportato un breve passo della parte finale della breve istruzione volevo leggerlo con voi. Questo qui è in italiano seicentesco ovviamente, però ecco terminato il mio discorso, se non fruttuoso, almeno pieno di buon desiderio di servire, coi promisi, a geniali di pittura, inteso ovviamente gli artisti. E se questo non leverà totalmente il velame che potesse impedire l'intelligenza a dilettanti, quindi coloro che si approcciano alla conoscenza dell'arte, quindi gli appassionati come diremmo noi oggi, resti bipartita l'incapacità, sì che tocchi l'una parte chi scrive e l'altra chi si diletta, poiché finalmente il cieco non giudica dei colori. Molto diretto lui, non lascia intendere
ma siamo concessi di dire che tra l'intendente e il dilettante vi sia un cristallo di mezzo, e sia l'intendente ad una mensa imbandita di preziose vivande, dei quali il suo arbitrio si vada nutrendo, e dall'incontro il dilettante abbia ancora desiderio di cibarsi delle stesse lautezze, ma non potendo penetrare quel cristallo, vada con l'occhio osservandole e con la voce interrogando l'altro se sono buone e sostanziose. È molto molto chiaro. Esistono gli intenditori, i conoscitori, e esistono gli appassionati. E chi ha desiderio di avere opere d'arte, se vuole avere una collezione di buona qualità, se vuole collezionare buone opere, si deve riferire agli intenditori. E qui si presenta chi? Marco Boschini. Si presenta esattamente così. E quindi, ecco, altro passaggio molto interessante è che sicuramente Boschini ha una modernità straordinaria, anche di proprio un acume nel cogliere determinate tematiche. Nella breve istruzione, qui siamo sempre alla fine, lui dice: molte opere pubbliche sono così mal custodite che buona parte si vede cadere, anzi precipitare dalle pareti. Cos'è che sta dicendo? Sta denunciando il cattivo stato conservativo della città di Venezia. Qui potrebbe esserci scritto 1674, potrebbe esserci scritta anche un'altra data. E straordinario perché lui nelle opere pubbliche denuncia il fatto che siano mal conservate, che necessitino, e poi vedremo un passaggio in cui cita un restauratore, un suo amico restauratore. Quindi lungi da me presentare Boschini come un mercante assetato, come un mercante comunque che vuole fare soltanto il suo interesse. È una persona con una sensibilità straordinaria e che quindi va anche a denunciare e va a interrogarsi su quelle che sarà il futuro, cioè lo dice già del Fondaco, per darvi un'idea proprio. Quindi ecco, anche questo per farvi percepire l'idea della complessità proprio di Boschini all'interno di questo ambito, che ha una personalità estremamente sfaccettata e che sicuramente merita un approfondimento su più fronti. Ecco. Ultima cosa sulla breve istruzione, che non è soltanto un compendio di artisti, ma è anche dà alla fine quelli che sono delle indicazioni che secondo lui sono le più importanti qualità che un pittore, un artista deve possedere, deve sviluppare per poter essere considerato un pittore di qualità. La prima è il disegno, la seconda è il colorito, la terza è l'invenzione. Anzi, lui utilizza una metafora molto acuta, che è quella: il disegno è lo scheletro umano, il colorito è la carne, i muscoli, l'invenzione è l'anima. Lui dice: io non sono diventato un buon pittore perché non avevo l'invenzione. Disegno colorito non avevo problemi, l'invenzione mi mancava, e che non è qualcosa che però appartiene a tutti. E quindi ecco, dalle sue opere non sono meri compendi, ma percepiamo anche comunque quello che è una sua volontà di teorie estetiche. Infatti poi quando all'inizio del Novecento verranno poi ripresi tutta una serie di studi da Benedetto Croce, quindi con questo disvelamento del Seicento delle teorie estetiche, sicuramente Boschini da quel punto di vista, ecco, una cosa che sicuramente da approfondire, che ho notato nell'affrontare il tema boschiniano, è dal punto di vista poi lui molto vicino alla poetica marignana, tutte quelle che sono le influenze lì. Sarebbe molto interessante da trarre degli studi o comunque degli sviluppi da quel punto di vista, quindi proprio perché lui è il manifesto delle teorie estetiche veneziane del Seicento. Quindi quello, ecco, è un altro aspetto molto interessante. Io voglio anche darvi degli spunti, poi assolutamente, poi dopo ne possiamo anche parlare insieme. E qui sempre sul colorito, sul disegno, ma
arriviamo, perché il tempo va veloce, arriviamo all'analisi della presenza tizianesca nella carta della Regale. E qua in questo caso io vi mostro il testo e poi proietterò un'immagine e io vi leggerò il testo, dei brevi passi, così quindi voi dovrete guardare il dipinto, per quanto una mera proiezione purtroppo non renda l'effetto che avrei voluto, però appunto sarà funzionale. Ecco. E cos'è che è stato effettuato da me in questa ricerca? Ho preso appunto le opere letterarie di Boschini, quindi la carta, le miniere, le ricche miniere, la breve istruzione ovviamente, ci sarebbe anche quello che lui ha fatto per la città di Vicenza, ma non viene citato Tiziano perché appunto non è inserita. E essendo appunto, come vi dicevo prima, il testo in dialetto veneziano, Marco Boschini, questo è uno dei motivi per cui è così poco anche conosciuto, perché anche una persona, fidatevi, non veneta, il testo può presentare delle, diciamo anche complicazioni proprio di comprensione del testo, anche perché lui è un uomo barocco, a me piace definire che fa dei molto circense a volte in queste sue costruzioni, in queste sue ecfrasis che realizza, e quindi il mio lavoro è stato quello di portare in lingua italiana, di parafrasarlo, diciamo così, tradurlo in lingua italiana in modo tale che possa essere, diciamo, per facilitare proprio questa comprensione. E l'ho fatto relativamente alla figura di Tiziano, che è estremamente presente nelle opere di Boschini. Lui ama questo artista follemente, mi verrebbe da dire, lo pone come pilota, cioè come pilota, quindi colui che dirige la nave, lo dice proprio all'inizio della carta, è colui che traina e che dirige il Cinquecento veneziano. Poi ovviamente ci sono artisti che lui considera al pari livello, quindi ad esempio Tintoretto. Boschini ha una predilezione spiccata per Tintoretto, talvolta sembra quasi che Tintoretto e Tiziano siano lì per scontrarsi, e l'eccellenza glielo ribadisce: ma non amavi più Tiziano? No, ma per questo aspetto. Quindi è molto bravo anche a gestire questa tematica. E qua in questo caso siamo nel primo vento in cui viene intrapreso questo viaggio. E una cosa significativa è il fatto che fin da subito Tiziano viene menzionato per cosa? Per i suoi grandi rapporti che ha avuto durante la sua vita, quindi rapporti con Carlo V, con le grandi corti europee, e di conseguenza non si può non citare i grandi baccanali. E in questo caso appunto abbiamo volevo proiettarvi il Baccariano, sicuramente una delle opere più famose, e lui dice: «El disse, guarda qua sti baccanali, del gran Tizian su premi originali, guarda qua se vuole vive figure, qua se vede le perfetto fondamento, così in disegno come in colorito. Sti quadri a Roma han fatto tal profitto che tu ti guarda con so gran contento. Non vedeo che sti quadri che ga presso, par che si impallidissa da vergogna, anzi decrea ed eventa, onde bisogna». Cosa significa? Sicuramente volevo appunto riprendere: pare che impallidiscano per la vergogna i quadri che gli stanno vicino, anzi diventano di creta, decrea ed eventa, e da ciò bisogna. Poi continua, appunto, parla proprio del fatto di quando i baccanali sono arrivati a Roma e poi appunto partiranno per la Spagna, e quindi anche proprio il colorito, il disegno proprio, che tra l'altro è una delle tematiche che lui affronta nel momento in cui affronta il discorso con Vasari. Cioè lui, senza mezzi termini, accusa il Vasari, anzi l'eccellenza gli dice un passaggio: sono andato a casa la sera, ho letto il Vasari
e ho capito quello che lei mi diceva, ha capito che lui non ha capito niente dei veneziani, non ha capito di quanto fossero, di come il disegno sia una parte preponderante del fare arte proprio veneziano. E sicuramente Tiziano, dato la sua personalità poliedrica, è usato da Boschini come mezzo per stuzzicare l'udito e la fantasia di chi legge. Quindi aneddoti a volte inventati da Boschini, senza ombra di dubbio, ha bisogno a volte un po' di un po' di effervescenza, ecco, diciamo così, nei suoi versi. Lo usa come motivo di lustro per, ad esempio, quando illustra la galleria dell'Arciduca Leopoldo, cita ad esempio fa una bellissima enfasi su il ritratto Iacco da strada, antiquario veneziano. E volevo appunto farvi vedere questo passaggio in cui appunto siamo con la pala di San Marco in trono tra i santi Cosmo, Damiano e Sebastiano, e lui dice ma cos'è avvesinemo qua a sto altar? Ma avviciniamoci qua a questo altare, in verità, che il fa trasecolare, per la verità fa trasecolare. Noti intanto, insomma, la perfezione, tanto è la perfezione che racchiude in sé. Oh, che bella è quel San Marco, oh, che bella figura quella di San Marco, come vedemo in su quel piedestal, come si vede issa su quel piedestallo. Tesori, sicurissimo la valle, qua siti sian, cateso, dretto l'arco. Quella val come il 1000 tesori, qua sì che Tiziano disteso lungo l'arco. Penso che questo sia il verso che preferisco di tutta la carta, perché qua sì Tiziano, cateso, dretto l'arco, è un'immagine bellissima, quindi un artista che scocca la freccia e raggiunge il punto più alto, e penso che Boschini abbia, diciamo, concluso in un singolo verso effettivamente il livello che ha portato Tiziano all'interno della Serenissima Repubblica. E andando avanti, poi ovviamente non voglio troppo dilungarmi, vorrei leggervi tutto, però mi rendo conto che non è possibile, e però volevo magari arrivare a quello che è il allora, scusatemi che mi sto un attimino. Ok, ci siamo. Allora, quando si parla del colorito, Boschini nel quinto vento della carta dà un'immagine molto esemplificativa, e parlando appunto della Vergine che appare a sei santi, dice: la macchia dunque nasce de maniera, quindi il macchiare nasce dunque dalla maniera, cioè Boschini è uno dei primi che utilizza il termine maniera. Anche qua è il tratto d'artificio di dottrina, quindi il tratto di invenzione dallo studio, e la palla granda, balsamo eccellente, ma contempliamo per stavolta tanto, ma per questa volta contempliamo quel San Sebastiano di carne che pittura, quel San Sebastiano di carne più che di pittura, se può unire insieme con natura, si può unire insieme alla natura, ma non tra tutte, do fare altrettanto, ma entrambe non può fare, quindi anche la tematica natura e pittura che si scontrano e che appunto vengono raggiunte insieme. Un aspetto interessante è anche il fatto di quando, ad esempio, cita quelli che sono i personaggi attorno alla figura di Tiziano, come Palma il Giovane,
quindi va a scandagliare tutte quelle figure che sono postume, perché ovviamente sempre nella logica del suo essere mercante, comunque di essere conoscitore, deve comunque portare avanti quello che sono gli artisti contemporanei, deve portare avanti quelli che sono gli artisti contemporanei, quindi va a riflettere su quella che è stata la scuola dopo i grandi maestri, dopo Tintoretto, dopo Tiziano, dopo anche Paolo Veronese. E quindi, ad esempio, cioè quando dice due grandi maestri donarono questo insegnamento, uno fu Tiziano, l'altro Tintoretto, dove si trovano uno scudo e spade di questo tipo, quindi lo scudo e la spada vanno di pari passo. Si trova un eroe che sconfigge la morte indossando l'elmo in testa e il fussaletto è la maglia, la cotta che portano i soldati. E parla anche, ad esempio, di quando un artista non viene compreso. Siamo nel Vento VII, quando nel Vento VII parla appunto degli eredi di questa scuola, dice, anticipando quelle che potrebbero essere delle critiche che non sono al pari dei grandi maestri, lui dice anche i grandi maestri, anche Tiziano, anche Tintoretto erano perseguitati da mostri, proprio lui li definisce così, e per cui cita due grandi esempi. Uno è quello di Tintoretto con il miracolo dello schiavo liberato, e l'altro è quello della Assunta ai frari di Tiziano. Tiziano dipinse l'Assunta nell'oratorio proprio ai frari, e c'era questo Fra Gerolamo, così ci dice Ridolfi, che andava spesso a punzecchiare Tiziano per andare a vedere cosa stava facendo, ci viene riferito alle fonti che questo Fra Gerolamo, che era il curatore dell'opera, cioè colui che doveva seguire appunto l'iter dell'opera, continuava a dirgli ma questi apostoli non sono un po' troppo grandi, ma non è meglio rimpicciolirli? Immaginatevi anche un po' l'umore di Tiziano nel momento in cui era lì all'opera, e sembrava che l'opera, quindi cioè, non tutti presente l'opera di cui stiamo parlando, la grande Assunta dei Frari, quella che è stata definita da noto professore, è un'opera che fa rumore, è una definizione. Augusto Gentili, il professor Augusto Gentili disse questa frase che mi è rimasta molto impressa: è un'opera che fa rumore, è verissimo, è un'opera che apre la mente, apre i cuori, cristiani e non, qui si va ben al di là ovviamente per questo discorso, e stava per essere venduta, e c'era quello che Dolfi dice un ambasciatore Cesario, quindi un ambasciatore dell'imperatore, che era molto interessato ad acquistarla, e però qualcuno probabilmente alla confraternita ha detto no, accettiamola così, ma sono numerosi casi, anche il Pordenone ne ha anche studi di questi esempi. E però appunto lui dice, l'altro caso fu questo, dopo che appunto, cita Tintoretto, fece al pala dell'Assunta ai frari, con modi di virtù perfetti e rari, che non può formar più divina man. Opera che per dirghe cosa umana, seghe fa torto, e insieme gran offesa. Eppure ancora questa fu ripresa da un tal Scarpon, da un tal Barba Pedana. Appunto lui dice che realizzò la pala dell'Assunta ai frari con modi di perfetta e rara virtù, nemmeno una mano divina riuscirebbe a raggiungere, opera, e lo sto dicendo una cosa vera, verso la quale venne recato un torto e grande offesa. Addirittura questa venne espressa Scarpon, letteralmente lo zotico, in dialetto veneziano e attualmente in Veneto. Scarpon è proprio lo zotico, il taninotto, ecco, diciamo. Barba Pedana è lo sciocco. Anche lì io ho utilizzato il Boerio del 1806, che è uno dei primi dizionari di dialetto veneziano, e il Cortellazzo, appunto della recente edizione del 2007, che anche qua un rimando costante, però molto interessante dal punto di vista linguistico. Sicuramente Boschini
passa da metafore o comunque costrutti estremamente sofisticati, estremamente elaborati, a qualcosa di poi andando verso termini più popolari, molto proverbiali, ma sicuramente funzionali, perché riportano queste opere in una dimensione in cui queste opere venivano viste da un pubblico, venivano viste dai fedeli, e però rendono, grazie al colorito della lingua popolare, determinati effetti che solo il colorito di Tiziano, solo le pennellate di Tintoretto riescono visivamente a renderci, e Boschini ce le restituisce invece da un punto di vista uditivo proprio. Ecco, questo è un passaggio sempre del settimo vento, tra poco ci abbiamo alla conclusione, quando vi dicevo che lui cita un restauratore. Siamo nel settimo vento e lui sta citando il suo amico Michele Piera, un restauratore che lui conosce perfettamente per motivi ovviamente lavorativi, perché ovviamente si appoggiava a lui nel momento in cui doveva inviare determinate opere, magari in situazioni, diciamo così, non perfettamente diciamo ottimali. Infatti siamo nel periodo Pietro della Vecchia in cui nasce quella famosa tendenza ai fondi scuri, quando appunto determinati dipinti particolarmente rovinati, o comunque per celare, diciamo, magari dei punti un po' magari delle costruzioni di bottega, quindi non opere totalmente originali del pittore, venivano date queste mani di colore sullo sfondo in modo da oscurarlo, e abbiamo questi soggetti in primo piano, e che poi, se si va a vedere magari con delle analisi, si scoprono sotto degli altri elementi. Michele Piera, lui dice: «E il Piera sana, come se sa, spale e zenocchi, purché i sia depenti, col tornarli int boni sentimenti, senza cerotti e senza oggi de rosa. Se capita dei quadri le soman, dal caso la gerati in tal maniera, che non se che vedeva stampa o c'era, de Paolo, de Sorzon e de Tizian». Molto colloquiale, cioè Paolo Veronese lui lo chiama Paolo, Giorgione, Sorzon, cioè lui è molto colloquiale. Gli è recuperati de al sorte che gli è remessi in al su prima forma, con modo tale, con si perfetta norma, che gli dà vita e liberai da morte. Qui in quest'ultimo verso vi restituisce anche proprio un concetto che è molto nell'ottica di Pietro della Vecchia, cioè questo concetto di liberare dalla morte i dipinti, liberare dalla morte da questo contesto quasi lui si rende conto che la grande stagione del Cinquecento è finita e che Venezia sta vivendo del suo mito, cosa che ha continuato per tanto tempo, e che c'è questa volontà, come fa Michele Piera, che guardate, secondo me è straordinario. Il Piera risana, come si sa, spalle e ginocchia, basta che siano dipinti, quindi non è un medico, riportandoli i loro buoni e originali stati, senza cerotti e senza unguenti. Cioè lui utilizza il termine olio de rosa. L'olio de rosa, non so se qualcuno di voi lo sa, l'olio di rose, che è l'acqua di rose, quella che oggigiorno viene usata in cosmesi, l'acqua di rose, perché ha una composizione alcalina che all'epoca veniva utilizzata come disinfettante, e quindi ovviamente all'epoca veniva usato per qualsiasi cosa, per qualsiasi ferita, e qui senza cerotti, senza olio di rosa, cioè persino andando a scovare quelle terminologie che davvero riescono senza ombra di dubbio a rendere questo testo straordinario. Ultima cosa che volevo leggervi, poi ve ne leggo un'altra, siamo ancora 2 minuti. Un passo meraviglioso è questo dell'ottavo vento, in cui Boschini parla cioè il compare racconta via lettera all'eccellenza che lui ha avuto un sogno. Lui ha avuto un sogno in cui c'era Mercurio che gli illustrava tutte le divinità dell'Olimpo, e ogni divinità si è preso sotto la sua ala un artista. Giove ovviamente l'ha preso Tiziano,
perché appunto il capo stile è molto bello. Ad esempio Marte ha preso sulla sua ala il Pordenone, Venere a Paolo Veronese, e a un certo punto dice, e questo dopo vi faccio vedere il dipinto, Venere disse questo: in vita mia da 3 pittori sono stata retrata, do mal depenta per far cosa grata, a Marte e a Don che fu l'anima mia. Per Adon non saven che Tiziana, ma retrata si viva, e al natural, che in casa Barbariga è la più val, di qual si sia pittura di sua manna. Venere così dice, cioè adesso qui parla proprio Venere così dice: nella mia vita sono stata ritratta nuda da 3 pittori, 2 mi hanno dipinta per gratificare Marte e Adone, quest'ultimo fu l'anima mia, cioè appunto il suo amore per Adone. Per l'Adone noi sappiamo che Tiziano mi ha ritratta in maniera così viva e naturale che in casa Barbariga è l'opera più stimata di qualsiasi pittura da lui realizzata, e sta parlando ovviamente della Venere allo specchio proveniente da casa Barbariga e che oggi si trova alla National Gallery di Washington, così viva, così che sembra quasi stia parlando lei, che appunto sia lei recitando questi versi. Ma poi io volevo mostrare, per quanto riguarda il disegno di questo collegamento che secondo me molto bene riesce, che appunto che vi dicevo appunto di Giove, in cui appunto lui dice perché perfettamente seppe esercitare l'invenzione, il disegno e il colorito, e poi vi faccio vedere questo Venere, Marte in amore al Kunsthistorische di Vienna, e poi in collegamento una delle ipotesi che è stata fatta da vari studiosi con questo disegno meraviglioso, probabilmente uno dei disegni più straordinari di Tiziano, più così, un disegno espressionista, sembra un disegno quasi di inizio Novecento, di una coppia mitologica abbracciata, e quindi qua si capisce proprio il grande fervore con cui Boschini appunto porta avanti questa esaltazione dell'artista cadorino. Ecco, poi ultima cosa e poi concludo. C'è stato questo mio lavoro appunto di mettere a confronto tutti i versi della carta, tutti i passaggi delle ricche miniere della breve istruzione e delle opere che lui cita di Tiziano. Ovviamente abbastanza lungi da me appunto leggervi tutto questo elenco, ci mancherebbe, però ecco, è sicuramente una tematica che in un'ora purtroppo spero di non aver sforato troppo con le tempistiche, però ecco, sicuramente una tematica che merita un'attenzione nuova, merita comunque uno sviluppo su più fronti, e per cui ecco, io spero con questo intervento di avervi trasmesso questo personaggio e questa atmosfera appunto che lui cerca di dare. Quindi ecco, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Concludo con Bene, siamo noi a ringraziare la dottoressa Rebecca Cisettini. Non so se per caso qualcuno di voi abbia piacere, voleva dire qualcosa? Prendo lo spunto un po' del carattere anche mercantesco che aveva Marco Boschini, che aveva anche altri meriti ovviamente. Le chiedo, quando lui fa la carta del navigare e segnala le opere autentiche e anche magari quelle non autentiche, visto che aveva l'amicizia con Pietro della Vecchia, si è scoperto poi in futuro che un'opera magari che lui aveva segnalato per poterla vendere e collocare effettivamente autentica, poi in verità magari per ragioni appunto mercantesche si era rivelata non vera nella sua descrizione. Prima questione. Secondo, io colgo la cosa che lui scrive per esempio sull'opera di Tiziano della Sutta, cioè sono cose che lui scrive 200 anni quasi prima, nel senso che quando nella prima grande guerra del 1915-18, quando dopo la rotta di Caporetto i veneziani prendono dalle gallerie dell'Accademia, dove era stata collocata, perché portata dai frati delle gallerie dell'Accademia, la sonda del Tiziano,
Quest'opera era talmente amata dalla popolazione che lungo il percorso del Po la gente che avvertiva il pericolo incombente dell'Austria, che in quel momento ci vedeva in qualche modo sconfitti, insomma, si inginocchiava davanti al quadro che passava sul barcone lungo il Po e pregava l'assunta del Tiziano per invocare la pace e la fine della guerra. E Boschini segnala questa cosa, secondo me, nella sua descrizione. Volevo solo segnalare questo. Grazie. Allora sì, sicuramente lui cita delle opere che poi ovviamente fa delle attribuzioni a volte molto libere, anche perché lui molto spesso si affida delle stampe che lui sa di opere collocate, quindi sicuramente il testo di Boschini è importante per capire dove queste opere fossero collocate prima del 1660 ad esempio, o del 74 ad esempio per quanto riguarda le ricche miniere, e però ecco non fa delle dichiarazioni eclatanti, cioè non dichiara ad esempio, cioè, quello che è un po' la nebulosità su il dipinto Il Bravo. Sono tutte questioni che poi si sono sempre portate avanti negli anni, che gli studiosi hanno poi risolto, ma che anche lui comunque si affida ad esempio a quello che è un po' Marcantonio Michiella, quello che è Dolfi e così via. Ha soprattutto stampe che lui ha visto perché lui soprattutto lavora su quelle. E per quanto riguarda quello che ha detto sull'assunto dei frari, ben lo comprendo, anche perché sicuramente a un certo punto le opere non solo di Tiziano ma dei grandi maestri diventano fin da subito un fenomeno culturale, un fenomeno pubblico verso le quali i veneziani, che sappiamo essere in maniera molto positiva, molto fieri e orgogliosi, subito riconoscono in certe manifestazioni, e quindi sicuramente l'Assunta dei Frari è uno di quelli, quindi non sapevo di questo episodio, però non mi sorprende, e non mi sorprende anche che Boschini abbia anticipato, questa quindi anticipa tante di cose effettivamente. Bene, se non c'è nessun altro, io ringrazio ancora la dottoressa Civettini, ringrazio la Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore, in particolare la professoressa Coletti. Vi invito a partecipare ai prossimi appuntamenti della rassegna Estate Tizianesca, che avrà un'altra tappa qui a Vittorio Veneto il 5 settembre. Così come vi invito a seguire i canali social del museo e a consultare i siti web del museo per sapere quali saranno i prossimi appuntamenti che ospiteremo nei musei civici di Vittorio Veneto. Quindi grazie a tutti voi per essere stati presenti, grazie a chi ci ha seguito online tramite Vive TV, che ringrazio ancora per questo servizio. Grazie a tutti e arrivederci.